Venezia, dopo tanti mesi bui, iniziati con l'acqua alta del novembre 2019 e proseguiti con questa maledetta pandemia, Venezia vuole tornare a vivere. È così, proprio nell'anno in cui la città celebra i 1600 anni dalla sua fondazione, Venezia vuole lanciare un messaggio di speranza al mondo intero. Questo stiamo facendo proprio per rilanciare la città. Lo abbiamo fatto lo scorso 22 maggio, aprendo ufficialmente la Biennale Architettura e poi il 29 maggio con l'inaugurazione della seconda edizione del Salone Nautico. È un tributo che io sento fortemente, che la città sente fortemente al popolo del mare e a tutti quanti amano la nostra città. È una mostra che ha visto duplicare la presenza di espositori e imbarcazioni rispetto all'edizione 2019. Venezia riparte proprio dalle tradizioni, con uno sguardo che punta dritto al futuro e soprattutto all'innovazione. Questi sono stati i temi che hanno fatto da filo conduttore all'intero salone, ma che saranno e sono i fili conduttori che ci permetteranno di rilanciare Porto Marghera e tutte le aree a cui vogliamo dare una nuova funzionalità, un nuovo futuro, pensando ai giovani. Il salone in questo caso è un luogo dove sono esposte barche a vela e a motore, elettriche e ibride, e sono destinate non solo al trasporto diportistico, ma anche a quello pubblico, o c'è una sezione proprio per il trasporto privato. È una città che in totale sicurezza è tornata ad accogliere i primi turisti con le compagnie aeree, quelle crocieristiche, quelle ferroviarie che hanno ripreso a viaggiare sulle tratte da e per Venezia. Uno dei messaggi più incoraggianti e importanti, proprio quello che aspettavamo da tempo. Sarà proprio dal porto, dall'aeroporto, dai nodi infrastrutturali che la città potrà ricollegarsi col mondo. Una città che ha riaperto i suoi teatri, i suoi musei, come è accaduto durante l'ultimo ponte qua del 2 giugno. La ripartenza è sostenuta anche da un'offerta culturale che a Venezia è sempre stata tra le più ricche del panorama nazionale e internazionale, come voi sapete bene. Venezia è regina dei mari, lo è stata, lo è e lo sarà. Ha segnato indelebilmente la storia del nostro paese e ha sempre parlato al mondo intero. È con questo spirito che a Venezia ci prepariamo a ospitare adesso a luglio la riunione del G20 dell'economia. Questa è la dimostrazione di un ritrovato ruolo centrale nello scacchiere internazionale. È una città che ha fatto del commercio e della diplomazia gli elementi cardine della sua fortuna. E proprio a Venezia si torna a discutere di sviluppo e di crescita. Questa è la nostra visione di futuro. Partendo dall'esperienza del passato, poter ritrovare quell'intraprendenza che ci consenta di guardare a una crescita felice per tutta la città, per tutto il nostro territorio. Considerate sempre che Venezia è città di acqua, città de mar e città de terra, stato de mare e stato de terra. Una crescita sostenibile, fondata su importanti basi di salvaguardia e tutela dell'ambiente, ma uno sviluppo che non abbia paura di portare avanti percorsi di innovazione. Percorsi che stiamo concretamente sostenendo anche attraverso la candidatura di Venezia a capitale mondiale della sostenibilità. È un progetto che promuoviamo assieme alla Regione Veneto, un progetto di sviluppo per il territorio attraverso la riqualificazione urbana e la promozione del patrimonio artistico e culturale di Venezia e di tutto il suo territorio, appunto. Venezia ha le carte in regola per poter ricevere questo importante riconoscimento. Abbiamo una grande responsabilità e non dobbiamo aver timore di prendere decisioni per non tradire la nostra storia e continuare noi qui a guardare avanti, a guardare i bambini, ad essere la più antica città del futuro. Grazie a tutti coloro che si sono messi a disposizione della città e a tutti quelli che hanno Venezia nel cuore. Continueremo insieme a guardare fiduciosi a un domani di sviluppo. Ancora grazie per l'interesse e per lo spazio che date a questa città, che è una parte importante del nostro paese.